Area Popolare punta sul territorio e sulla presenza ingombrante del segretario della Lega Nord Matteo Salvini per far leva sull'orgoglio dei leghisti trevigiani. Vuole occupare lo spazio centrista, prendendo le distanze subito da Forza Italia e appena potrà anche dal centro-sinistra. E così, mentre il candidato governatore Flavio Tosi passeggia al mercato di Piazza del Grano, contemporaneamente i big del gruppo parlamentare alleato, guidati dal ministro Angelino Alfano, incontrano la stampa a pochi chilometri di distanza lungo il Terraglio e sparano bordate sul leader leghista. In Veneto con Tosi pensiamo di fare una grande affermazione, perché è chiaro a tutti che il governatore Zaia alla fine ha ubbidito ai diktat di Salvini, che peraltro è uno che dice che l'Italia e quindi anche il Veneto dovrebbe uscire dall'euro, e lo dice ad una regione che ha il 40% di PIL derivante dalle esportazioni, e lo dice nel momento in cui le esportazioni stanno ricominciando. La frattura è forte anche con Forza Italia, anche se alle elezioni saranno alleati in 7 regioni, in 2 delle quali, Liguria e Campania, sostenendo direttamente il candidato forzista. Il presidente Berlusconi ha avuto la grande occasione di federare tutti e poi ha rovinato tutto. Oggi fa la gara con Salvini per la finalina del terzo e quarto posto e trova tempo per accusare noi. È un finale di partita veramente triste. Il nome forte della lista che sostiene Tosi in provincia di Treviso è Dino Boffo, originario di Asolo, ex direttore del quotidiano cattolico Avvenire. Si butta in politica e sostiene che la regione dovrà aiutare soprattutto le aziende giovani che guardano al futuro, aprendo anche sportelli di assistenza. Dobbiamo dare ossigeno alle nostre aziende, dobbiamo curare particolarmente le partenze delle nuove aziende giovanili. Perché? Perché questo oggi ci chiedono soprattutto coloro che guardano i mercati internazionali, che vanno sostenuti nella loro iniziativa.